Si è svolta nei giorni scorsi al ristorante Villa Oara di Torre di Mosto, nel veneziano, il paese dell'anguilla, la serata finale di Livenza Fiume di Sapori. Nell'occasione sono stati consegnati anche i riconoscimenti del Bisat d'Argento, giunto alla 7ª edizione. Buonasera, io sono Luca Ortoncelli, l'ideatore della rassegna Livenza, un fiume di sapori. La Livenza è un bellissimo fiume che scorre parte dalla provincia di Pordenone, arriva giù, passando per la provincia di Treviso, arriva giù fino al veneziano. E questa rassegna è una rassegna enogastronomica di sapori che parte da maggio e finisce a novembre, oggi, con il premio Bisat d'Argento. Il Bisat d'Argento è l'anguilla del fiume Livenza, che è buonissima e in ogni stagione ha la sua sfaccettatura e le sue ricette stagionali. E in questa rassegna abbiamo esplorato proprio l'anguilla, ma non solo, anche altri sapori. Non solo il vino, ma anche il formaggio, i salumi, le farine, tutte della Livenza, perché hanno anche loro una sua sfaccettatura. Stasera siamo in questa serata di gala che conclude la rassegna, che è il premio Bisat d'Argento, e andiamo a premiare con 3 diverse categorie: la cultura, lo sport e l'ambiente, le personalità che più si sono distinte per la promozione di questo fantastico fiume. Stasera siamo qui in Villa Oara e per la serata conclusiva della manifestazione Il Bisat. Questa manifestazione, nata diversi anni fa, coinvolge tutti i comuni dell'ANSA del fiume Livenza, da Caorle fino a Mota, e altri comuni contermini. È nata per valorizzare il territorio, è nata per capire l'evoluzione di un turismo esperienziale, lento, alla ricerca diciamo, di una conoscenza del territorio e anche di una ricerca gastronomica e di vini che abbiamo lungo i comuni di Annone, i comuni di Pramaggiore, lo stesso Mota di Livenza, e via insomma, attraverso le ciclovie, attraversare questo nostro territorio portandosi a Caorle, che è una rinomata cittadina balneare, ma però avere anche l'esperienza e conoscere il nostro entroterra, che nonostante qualcuno possa dire che sia piatto, però ha una storia e ha, diciamo, un suo vissuto che può benissimo essere, goduto dal turista che ha questa capacità di entrare e di valorizzare e imparare e conoscere il territorio. Non è la prima volta che io vengo a Torre di Mosto in qualità di redattrice della rivista Il Pesce, soprattutto perché come città dell'anguilla noi seguiamo e abbiamo già raccontato tante volte ai nostri lettori l'importanza di questo prodotto per questa cittadina, anche la tipologia di pesca che tutela l'ambiente e che può essere un volano di appunto turismo, anche di attrazione turistica, ed è stato proprio questo che abbiamo approfondito oggi. Io avevo già conosciuto Felice Gazzelli, il Canarin. Oggi è stato bello e davvero molto interessante poter parlare con Dario, che è l'ultimo pescatore del Bisat, ad effettuare proprio una pesca che è così a difesa anche sia della risorsa che del territorio. Dario ci ha raccontato anche tutta la passione che ha nel fare questo lavoro e è riuscito a trasmetterci l'amore, insomma, per questo territorio che ha tantissimo da offrire, che è vicino a città molto importanti e che magari non viene preso in considerazione, invece ha tanto da offrire. Come sindaco del comune di Pramaggiore sono orgoglioso di essere partecipe a questa serata del Bisat, del premio finale del Bisat d'Argento, in quanto Pramaggiore, assieme ai comuni limitrofi della Lungolivenza,
fa parte di questo connubio per quanto riguarda la valorizzazione dei prodotti del territorio. Ecco che quindi abbinati a quelli che sono i piatti con la base del Bisat della Livenza abbiamo i vini della DOC Lison Pramaggiore appartenenti alla DOC Venezia, quindi in questo connubio proprio di assaggio, di esperienza anche di questo viaggio esperienziale fra quelli che sono i prodotti del nostro territorio ci siamo anche noi, e quindi ben orgogliosamente cerco di rappresentare le nostre cantine, i nostri produttori che tanto stanno facendo per dare una spinta sempre più importante al territorio, quindi farlo conoscere e far degustare questo, chiamiamolo oro nero, che ormai ci appartiene e che è sempre più apprezzato oltre i confini del nostro paese.